Aspetta, che qua la situazione, Sì, metti il fuoco. siccome è andato via internet e mi si è spento il caminetto, Dai, che piano piano va in play. Oh, ecco ma a Italo. me parlare quando poi so anche c'è Bruno che Ma è lui che sta a giocare, secondo Sì, me. ci sta più Da per culo, ah, Fausto. bello. Ma sai A quanti abbiamo fatti sti coglioncello. scherzi? Ah, oh. Siamo in quattro, come vedete. Abbiamo come ospite Bruno Carmignani. Cioè, e anch'io qua ho un amico. ma possiamo dire che sei uno dei fondatori del Baby Studio, Bruno? No, Partecipato alla fondazione. all'inizio c'era, sì, quando Freddy Najjar ha deciso di... Prima gli spot della Baby Record si giravano e si montavano alla Tecno Televideo a Milano, dove io lavoravo, dove lavorava Francesco Malaspina. Parliamo dei primi anni 80 praticamente. Fine 70, anni 80, inizio 80. Diciamo che nell'84-85 Freddy ha detto, beh, ma cosa mi costa? Perché lì le sale costavano tantissimo allora, tipo 1 milione all'ora costava la sala di montaggio. No, come oggi. Lasciamo perdere. Anche perché le macchine costavano, cioè un mixer una volta costava mezzo miliardo, un pollice costava 100 Detto no, milioni. Che non era Un ancora un VPN. BVH 3100, ma stiamo a parlare degli Ampex. e poi sì, 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 allora sì, il ma non è questa la maniera. VPR3, il Dai, VPR3 non è dell'Ampe. questa la maniera. Ma con chi Scusa, ce Bruno, l'ha? Scusate, ma c'è Idolo col bambino là sotto. Sì, facci vedere no, il no, pupo. non è proprio un bambino, è un amico È che un, vi vuole è un salutare. Dai, bebì. Salutatelo faccio per vedere. favore perché Eccolo là, Non ce va. l'hai, io non ce l'ho Mo' quello vedevi lì. tindare trovato quel coso, va. è una mia... Ciao, ciao! Cioè, qui c'ho le vandelli. Ci Mo te ne vorrebbe faccio una foto. Maurizio. Io Ciao! non ce l'ho quello, non sono riuscito a prenderlo, cacchio. Io l'ho Perché perso, non so. Io c'ho quando anche la abbiamo... fidanzata. Pure. Clancy! L'ansi, eh. No, vabbè, insomma, in poche parole, visto che costava così tanto, Freddy ha detto, vabbè, ma me li faccio io, le sale di montaggio me le faccio io. Che era il Come al tipico stile solito suo. Freddy, no? Freddy Esatto. faceva così. Se c'era bisogno di girare in studio, si girava lì, perché comunque lì c'era uno studio grande, attrezzato e tutto. E poi se c'era bisogno di effetti particolari, si andava a fare questi effetti in TTV, perché lì c'era il Mirage, che ce n'erano solo due in Italia, che era la prima macchina che faceva, sai, la La sfera. palla, i voltapagina e tutte quelle menate lì, le scie, un po' diverse da quelle che faceva il Grass Valley, no? Piano piano si è mollata la TTV. Pian piano nello studio rosso giù Che era al meno abbastanza uno grande quello studio. era grande, sì. Chiaramente la TTV aveva un chroma key Circolare. 360. perfetto. Noi tiravamo giù un telo, quindi... Però poi lì abbiamo girato Rondò Veneziano, abbiamo girato un sacco di cose lì dentro, capito? E E tutto quello che quindi si prima... faceva con Guido Manuli si montava in Baby Studio. Sì, 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 tutta la roba di Guido, a meno che... Vabbè, lui aveva... Quando faceva i suoi filmati, che in genere erano tutti in pellicola, quelli li andava a montare, perché era TTV e TTC, Tecno Televideo, Tecno E te lo Telecine. Telecine. Quindi le cose che faceva magari per lui che erano solo pellicola, cioè, sai, la moviola e tutto ce le avevano lì loro. Però dopo, quando anche Guido ha cominciato a fare le cose in elettronica, facevamo Frame by tutto frame. lì ad studio, Senti, sì, ma io sì. ho visto delle immagini che adesso metteremo mentre parliamo, così le vedono anche gli altri. Ho visto delle immagini che voi avete praticamente smontato da una parte e montato da un'altra tra muletti che si scaricavano. Ma che cosa stavate portando? Da dove e a dove? C'era il NIV nella sala verde e il Solid State nella sala rossa. Allora, il NIV è andato via e al suo posto è venuto un altro mixer ed è stato un casino farlo uscire. È stato venduto a uno studio di registrazione inglese, ma anche l'altro. Il Solid State è andato via e al suo posto è venuta la prima regia digitale italiana. Infatti ti ho mandato l'articolo, no? Sì, Non lo... sì, Quella lì è adesso stata la prima regia totalmente digitale in Italia. ho visto che nelle immagini tu, paraculo, tu riprendevi mentre scaricavano e gli altri lavoravano. Dice, vabbè, Qualcuno io si faccio doveva testimonianza sacrificare. grafica della situazione.
Era un Sì, sacrificio stare lì con la Sì, telecamera, anche dai. perché le telecamere erano grandi, insomma, si faticava. Pesavano a quei tempi. Non no, erano beh, telecamere, erano telesaloni, capito? allora lì, a dire la verità, che c'era da dire anche una cosa, che gli spazi erano talmente stretti che anche volendo troppa gente a spostarlo non ci si Non ci stava. si entrava, Ah, sì. beh, la scusa giusta per me era quella. Sì, avrei fatto uguale. No, ma veramente, cioè, io non so come cacchio l'abbiamo portato fuori senza rovinarlo. Il solid state sotto, come l'abbiamo portato fuori? Abbiamo sfondato il vetro della regia, l'abbiamo fatto Sì, passare il sì, vetro ed è uscito da sotto. Quello è stato più semplice, mentre il Nive doveva uscire da quei 3 scalini con quell'angolo sì. strettissimo. È stato lì il casino, capito? Non rovinarlo perché era un pezzo unico questo affare qua, Sì. cioè non si Però poteva smontare. Erano, era tipico proprio della Baby Records perché hanno fatto la stessa cosa col piano di Gazzibo per Like Chopin a Roma, no? Giusto? Può È essere, Italo. sì. Sì, sì, sì. Italo Freeze. Infatti all'inizio penso che a Bebegaro era una società di dei trasporti, trasporti. di traslochi. Strano che Freddy non l'ha aperta, la società faccio io. 100.000 lire con 3 operai. Ma Ti ricordi c'è un pezzo di video quando stanno a portare fuori che a un certo punto esce fuori, non so, uno dei trasportisti che era rimasto proprio sotto perché praticamente ormai sì, poggiava sì, sul collo sì. e esce proprio come se gli emerge. Dico che è roba che se poi cannava giù o schiacciava, eh. Quello è il Ma problema. valeva più qua roba che il Sì, sì, trasportatore che il sotto, portatore quindi. sotto. Quindi ce ne fregava Solito, niente. solito razzista, guarda. Vero? No, io per carità, ci mancherebbe. Dato che Abbiamo stiamo fatto un po' anche periodo Natale, no? Ma sotto eh, Natale, dato che a Roma vivevano lo stress tra programmi, cantanti che facevano qua della primatissima, c'era fantastico. Lo stress natalizio lì in Baby Studio, da che cosa era dipeso? A parte della pressione di Freddy Najjar, sti che ha cazzi. detto Già, tutto. già quello. La presenza di Freddy Najjar è oppressiva proprio Italo, quel... Italo, vedi che non era solo un tuo problema? Ma io mi ricorderò, guarda, mi ricordo, ti dico, tante cose le ho dimenticate, ma mi ricordo che Freddy ogni volta che, perché poi le pressioni erano Natale e prima dell'estate, Quando, perché quando il disco uscivano, vendeva. gli uscivano gli LP, tutte le LP natalizie a Natale e poi c'erano tutti gli LP per l'estate. Io mi ricorderò sempre che Freddy mi diceva: preparati, Bruno, perché non sai cosa ti verrà addosso adesso. E invece lo E me le sapevi già. frasi- Sì, lo sapevo, ma non lo sapevi mai veramente Fino in cosa fondo. succedeva. Le sorprese Baby Records erano proprio all'ordine del Senti, giorno. comunque io so che Baby Studio aveva una valenza a livello europeo proprio. Da noi sono venuti a mixare Personal Jesus, i Depeche Mode. Vabbè, Massimo, stiamo a parlare di Massimo Noè, che era uno coi contri, Sì, Sì, sì. ah, Sì. sì. che c'aveva È poi pure venuta. Pino Santapaga, che era un altro di quelli, altro fenomeno. Ma allora, gli studi migliori, diciamo che erano il nostro e quello dei La Bionda, che aveva messo su Sì, un bello studio loro. Sempre a Milano? Sì, sì, perché poi sai che Freddy con l'acustica era pazzesco, hai capito? Molta gente veniva lì a registrare, era venuta anche in Spagna, se non mi ricordo male. Allora, a Freddy non piaceva tanto dare il suo studio, hai capito? Non è sì, che sia è vero. venuta tantissima gente. Infatti anche i Depeche Mode, quando quello è collassato in bagno, lo voleva cacciare un casino. Arriva la Mariuccia, arriva la Mariuccia, oddio, oddio. Che cacchio è successo? Ti ricordi le porte antifuoco, no? Sì. Questo, il cantante, quello piccolino, si era chiuso in bagno, ci aveva dato dentro di brutto ed era collassato dentro il bagno. E non so Cioè, più. non sapevamo come tirarlo fuori, capito? Allora a un certo punto mi ha detto, chiamiamo i pompieri, però qui arrivano i pompieri e buttano giù tutto, capito? Cioè, Lasciamolo morire lì quello. meno male che questo qui si vede che per un attimo si è ripreso, ha toccato il maniglione e la porta si è aperta. E Freddy li voleva cacciare via. Beh, aveva mangiato male, che era successo? Aveva patate Cazzo. cozze, no? Eh, Freddy non amava molto dare lo No, studio. era molto Non geloso amava dello dare lo studio. studio, però poi so che alla fine sto studio l'ha regalato.
Onestamente non lo so, perché a un certo punto lui si è buttato in un altro business, i soldi sono finiti tutti nell'altro business e lo baby studio non gli serviva più, perché poi, allora, primo con l'avvento di internet ci ha massacrato, perché chiaramente con l'avvento di internet ormai la gente non comprava più dischi, tutto si scaricava da internet, tutto era piratato e allora Freddy ha cominciato a vendere i suoi pezzi migliori, capito? I cantanti migliori, ha venduto Rondo Veneziano, si è buttato un po' in alcuni gruppi così. Ah, Drupi. ecco, poi facevamo, per esempio, facevamo anche tutti gli spot della Five Records, che erano i nostri concorrenti, Ah, però gli spot glieli faceva Vandelli, che glieli faceva pagare uno strabotto di soldi. Vandelli e anche Malaspina, cioè avevano i contatti e gli facevamo noi gli spot. Un lavoro molto molto grosso che abbiamo fatto è stato per 500 anni, 1492-1992 della Colombo, sì. scoperta dell'America. Per il doppiaggio è stato pazzesco perché anche in giapponese l'abbiamo doppiato. Si dice eravamo giù sotto, finisce di fare il doppiaggio, era anziano, era molto bravo, ma però era anche anziano. Vabbè, insomma, finisce di fare il doppiaggio, ciao, arrivederci, bim bum bam, vabbè. Passa, non so, un quarto d'ora, 20 minuti, quello che è. Io salgo su dalla Mariuccia, non so come, dico, è andato, adesso non ricordo il nome di questo. E mi dice, ma io non l'ho visto passare. Come non l'ho visto passare? stava al bagno quello di Depeche Mode. No, di fianco al bagno c'era lo sgabuzzino dove buttavamo i chroma key. Tu è entrato dentro, si è chiuso, pensava, non so, fosse l'ascensore tutta, era 20 minuti era lì. Gli potete mandare in croma un ascensore. C'era il dito lì dentro, porca vacca. Arigato, arigato. Quando ha aperto la Guardando porta ha detto che piano è? guarda, veramente. Io so di una leggenda che è successa nel Eh, Baby Studio, si chiama una a forbiciata. De uno che ha tirato una forbiciata a un altro. vabbè, ma quello sarà stato Vandelli a Malaspina, sicuramente. Ah, Vandelli, Malaspina, non era un altro? Così andavano per leggeri per queste cose. Una cosa leggera proprio. Ma che era successo? Ma una volta gli ha la testa e gli ha detto ti abbatto. Sai che Era Ma lo chi, stress natalizio. ma chi, Maurizio? Sì, Ma che sai c'era lavoravo con la camorra io? ha messo in ginocchio Francesco e gli ha detto ti abbatto, cazzo. Come cazzo mixi tu? Francesco aveva il potere di tirarti fuori, Di di tutto. Però di tirar fatti, fuori. Bruno, È riuscito a tirar fuori dai gangheri anche i Manuli, che voglio dire, esatto, per ma fare io il mi pare, da quello che so, fu Guido a tirargli le forbici a Francesco. Ah, può essere, può Io mi essere. ricordavo Forse sta cosa. ma io mi ricordo Francesco con denaro, lì, cazzo, di tutto, ne Perché era Denarro successo. veniva in studio, a che fa? No, denaro, Ha sentito Muger che cantava. quando hanno fatto, ti ricordi il video Mad Desire? L'ha girato Francesco con Dan e la moglie di Francesco. A un certo punto eravamo in TTV, io ero responsabile non ero ancora in Baby Records, ero responsabile di studio in TTV. In TTV avevamo tutti i chroma key, blu, verde. E poi, siccome avevamo fatto un lavoro con la Lara St. Paul, avevamo anche avevamo il verde, il blu e dietro avevamo un chroma key rosa, cioè uno sfondo rosa. Allora c'era Dan che faceva il playback di Mad Desire, no? Su verde, che poi andava inserito nel video, se tu lo vedi con dietro gli effetti, gli ha messo dietro il cinema e tutto. E Francesco continuava a rompergli i coglioni. A un certo punto Francesco arriva giù, tira via i teli e gli dice tu sei un e lo mette sul rosa e anche lì succede di tutto, un casino. E si va avanti tutta la sera così. A un certo punto erano tipo le 2 di notte, una roba del genere. Io ho detto, ragazzi, adesso mi avete rotto i coglioni. Ci credo. Sono andato all'interruttore generale, ho tirato giù tutto. Affanculo. Adesso tutti a casa. Quando siamo usciti, Turati è saltato addosso a Francesco davanti al bar sotto. Cazzo, guarda che quella volta lì, ti giuro, Francesco ha rischiato veramente grosso, perché Turati era fuori dai gangheri, cazzo. Una Ah rissa no, me lo continua, ricordo ancora, ah, no, me lo ricordo ancora, c'era
Turati che aveva preso Francesco, ti giuro, gli stava tirando un cazzotto e c'era Giorgino appeso a braccio di Turati. Che poi Giorgino era proprio Giorgino, piccolino. Era appeso a braccio di Turati, che se Turati gli sferrava una cartella, ti giuro, gli cambiava i connotati, cazzo, veramente. Non Era dico, un bel stavo matto. poi tutti a fare lo spot natalizio. Esatto. A parte Tante, qualche guarda. rissa, se divertiamo. Davvero, Federico, tu hai detto bene prima, poi parliamo di me, cioè che io avevo Sì. problemi con Freddy, allora gli altri, Davvero? Sì, ma guarda che Freddy metteva, no, paura, faceva un po' impressione a tutti quanti. Sai cos'è che aveva il vizio? Freddy aveva questo vizio qua, che lui, per ottenere il massimo, metteva anche in competizione la gente tra sì, loro. Sì, è un Ma lui, classico. lui lo faceva per ottenere, però tante volte otteneva l'effetto contrario, perché la pressione tante volte era veramente troppa, cioè era veramente tanta, hai capito? Lui era un genio e quindi sì. ci stava. Quando eravamo appunto sotto Natale, sotto quando dovevano uscire gli LP e tutto, minchia, cioè, poi c'era il rientro economico, c'erano le soddisfazioni e tutto, però eravamo veramente molto, molto sotto stress, Ma capito? sì, ma sia Roma che Milano stavano così. Solo che Erano... sai, noi cazzo lì ce l'avevamo 24 ore su Sì, 24, infatti... cioè, il bello- quando andavo a Roma, cazzo, noi, è andato a Roma, quanto stai? Infatti era poi Italo sotto che c'era il problema. Poi per dire, anche quando mixavano un pezzo, una volta, a parte ore e ore, notti, notti, notti a mixare, e lui questa cosa era giustissima per carità, perché lì lui era uno dei pochi che aveva capito sta cosa. Lui poi si faceva fare una cassettina, ma la stessa cosa per gli spot video, a me mi faceva fare il VHS. Me lo Lui si ricordo. faceva fare una cassettina e se l'ascoltava in macchina. Se in macchina non suonava era tutto da rifare. C'aveva Vabbè, ragione, Bru, è come c'aveva quando ragione. sopra sulla sala di montaggio quella sopra fece mettere il televisore perché comunque sia dice che cazzo a me ne frega di un monitor che è digitale, che è tutto perfetto, quando comunque a gente gli arriva quello che arriva in televisione. Ma E se infatti, incazzò e lo volle, ti ricordi? no, ma infatti lì lui aveva perfettamente Sì, sì. ragione. Il metodo lavorativo della Baby Records, cioè che con Freddy, che in pratica faceva l'utente finale. Sì, sì, Bravo. esatto. Lui Esatto. faceva l'utente No, ha finale e insegnato anche a quindi noi di vederla in quel modo, Italo. certo, certo, perché noi abbiamo avuto quel tipo di disciplina in quegli anni di Baby Record e Bruno se l'è portata dietro Sì, sì, a sì. Sky, è ovvio. Sì, E sì. pensate che io non ho mai lavorato per la Baby Records, cioè io ho Meno cominciato male, guarda, dopo, forse è mi andata sono bene per tutti. salvato, però quella cosa me la so portata La sei dietro, portata qualcuno mi ha dietro. inculcata, il fatto di utilizzare Allora, io televisori questa per il cosa suono, devo per dirti, l'immagine. Senti, ma qualche bella però, storiella dei video che avete fatto per la Baby lì con Vandelli in Scozia, Madeira, insomma, avete girato abbastanza. no, Qualche coltellata è volata. no, beh, allora, ti dico, quando siamo andati in Tunisia con Vandelli, sai, è una cosa importante, in Tunisia c'era di mezzo, perché era la sigla di Conto su di, Sì. Tutta mia la ok? città era la canzone, no? Se non sbaglio. Era una cosa che aveva organizzato Jocelyn e c'era di mezzo anche il Ministero del Turismo tunisino. Tunisino. Quando siamo tornati c'era sta Laura Bianca che aveva questi capelli lunghi, quasi biondi, e c'era sto ragazzo, uno degli autisti, minchia, che impazziva per lei, impazziva. E l'amico di Maurizio e io, così, no, questo gli viene l'idea, poi dopo io gli vado dietro e tutto, e gli dice, ma senti, ma ti piace quella ragazza? E lui dice, sì, sì, sì. Ce la vuoi comprare? E io dice, sì, sì. Dice, senti, facciamo una cosa, quando finiamo tutto, l'ultimo giorno, dici, ti tieni la ragazza e ci dai una delle due macchine. Cazzo, l'ultimo giorno questa si presenta con una macchina tirata al lustro, nuova, cazzo. Pulita. È successo un casino. Lei si è incazzata da morire. Lui ci è rimasto male perché lui Chissà pensava perché. veramente, Chissà lui perché. pensava veramente di scambiare la macchina con lei, cazzo. Quando siamo andati con Francesco a Madeira a fare il video di Conto su di te, Con era Drupi. Conto su di te, Sì, sì, conta su me, con Drupi. nei vari punti dell'isola abbiamo girato le varie scene, le varie cose, tutto quanto. E Francesca aveva cambiato non so quanti soldi, tanti, in valuta locale,
sai, per poter girare, per non avere problemi con la polizia, infatti vedi il carro dei pompieri, tutto quanto. Sì. Poi quando abbiamo girato la scena dove la Manuela c'era questo porticciolo, no? Dove lei ballava intorno tutti i pescatori che ballavano Che così. c'erano i vigili del fuoco che ballavano così. Sì, siccome non si riusciva, dai, non si riusciva ad avere abbastanza gente, Francesco ha preso un mazzo di soldi così l'ha lanciato in aria. Tutti, e lì abbiamo girato. Con i Richiapori non è successo nulla? In Baby Studio? Quando abbiamo girato Coccobello Africa, abbiamo noleggiato, abbiamo messo la sabbia giù nel baby studio, un casino, le palme finte, poi gli ombrelloni e le sdraio così. Figa, finiamo di girare la brunetta, si porta via mica gli sdraio e gli ombrelloni, mica la fa tutto. Angela era mitica. Era il mito, era proprio. Era tremenda. Eravamo a noleggio, figa. Quella, mi servono per il mio giardino, le prendo. Mi sono Maruccia che piaciute. suonava. Poi mi ricordo quando veniva Fabio Concato. Fabio Concato veniva, gli diceva, scusi, posso fare una telefonata? E stava ora al telefono con Roma, Parigi, Londra, così. Cazzo, un giorno la Mariuccia basta, mi faceva pagare le telefonate. E ci credo. Beh, insomma, questi artisti a volte approfittavano un po'. Ce n'era uno, ma a me si dice, non è che quando doveva fare le televisioni a Roma, a Milano, gli mandavano i biglietti lì dove stava lui, che non stava né a Roma né a Milano, dove stava lui, dicendo stava lui, e dopo posso dire dove stava lui. Ora facciamoci capire, guarda. Dunque, gli mandavano i biglietti aerei, poi saltava la data della trasmissione, della registrazione, e lui si rivendeva i biglietti aerei. Che Non so avevano chi è pagato l'altri. Ma il fatto che Perché poi è stato anche aggiunto lo studio di montaggio a Roma, ma era dovuto al Due, fatto... due sale. Dove sale? Due sale a Roma. Che, Vennero giù che Bruno, cos'era? Pino e Massimo a montare giù le sale. Con altro ragazzo che portò Riccardo, che fa praticamente per tutto il cablaggio, tutte queste cose qua, che buciava di No, tutto perché poi quanto segnato. c'è stato che abbiamo fatto il baby show e quello lì ci ha massacrato perché minchia si lavorava a cazzo Sì, sì. su 3 turni, a Milano, a Roma, Sì. I cioè il frame baby by show frame delle telefonate mi ricordo tutti, lavorava a Milano, H24. si lavorava 24 ore su 24, A Bru, cioè per il quando baby venni su io, e era un periodo che venni su una quindicina di giorni per cercare proprio di smistare tutte le telefonate del bebino di Cinciaolin. E io venivo a lavorare da mezzanotte alle 7 di mattina e poi le sale andavano avanti, eh. E comunque lì era un bel lavoro, Bel montare tutte le lavoro. barzellette, montare tutti i TG, minchia ragazzi, mi ricordo che veramente... Ormai dopo era diventata una catena di Sì, sì, montaggio, sì. cazzo. Ah, che poi c'era, che è morto, poverino, che c'era Leonardo che faceva la voce di Junior, del Coniglio, Del quel coniglietto. famoso DJ, uno dei primi DJ delle radio libere di Milano. Poi c'era un doppiatore che è famoso, Mario Scarabelli, che faceva Otto Guffen. Coso Vandelli e faceva Cinciaolin e Bebbino. La cosa faceva Clancy, la Rossella. La Rossella, sì. Mi è venuto in mente che una volta, per l'144, quando è venuta Carmen Russo, C'ero anch'io. Che C'ero spettacolo. anch'io. C'ero anch'io a far girare con lo spot. Raccontate, raccontate. Che diceva A il marito, raccontare che la cosa racconto diceva, io. No, giustamente? c'è fu Enzo che fu Enzo Paolo spettacolare. Turchi Te lo ricordi? Ma è giusto quello che ha detto. Te lo ricordi quello che fece Enzo? Bru? no, cosa... Niente, praticamente c'era Bruno dietro alla camera, stavamo dentro a cosa? A registrarlo, stavamo dentro allo studio da Massimo, esatto. Cominciamo a registrare, facciamo i primi ciak, No, 4-5 che ciak gli hai così. diritto i capelli, che gli hai diritto i Bravo! capelli. A un certo punto Enzo fa, fermi tutti, va da Carmen, gli prendi i capezzoli e gli fa così.
Dice che vi credete, tanto la gente gli guarda le tette, mica sta a pensare a quello che dice lei. No, che poi anche a me mi aveva Enzo, detto la stessa cosa, perché io a un certo punto gli ho detto, Carmen, gli ho detto, guarda, perché lei era seduta così, no? E con la mano continuava a far così con le unghie, no? Allora gli ho detto, guarda Carmen, che fai così con le unghie, sì. così. Che Enzo fa, ma chi cazzo le vede le unghie? Ma che cazzo sta a guardare? Ma che cazzo? Aveva delle unghie? Ma vi siete mai fatti una con le unghie di Carmen Russo? No. Io l'avevo conosciuta a Tele Monte Carlo, faceva la testimonial per i mondiali di calcio. Me la ricordo che avevamo il poster lì, La Inter formazione o TV. di Carmen Russo? Calcola la formazione. Era praticamente lei in una posa sexy, così è, col pallone, però ho guardato su internet non c'è, purtroppo. Era la copertina di Playman, figurati. E poi all'interno, la copertina all'interno è proprio nuda. E Col beh, se pallone levi la sotto. copertina, Se giri la copertina, esatto, levi la Eh, copertina, si vede sotto. eh, Poster è che, io, questo. che tempi, che bel Il pallone che poster ci era avevamo una questo. volta. ma i scarpini che marca erano? Non lo so. Quello da 13 tacchetti, però, eh. Pantofola d'oro, che è? Topola Basta. d'oro Eh, era questo. e infatti io me la ricordo perché lei veniva lì in E Inter chissà, scorda. TV. Chissà, Mi scorda ricordi davvero. quando veniva in Inter TV e lei è sempre stata una persona veramente Sì, alla mano, è vero, gentilissima. Quello sì. verissimo. Ma pure Enzo Paolo era Sì, Sì, molto, è sì, sempre sì, sì. stato sì, sì, ma simpaticissimo. poi addirittura mi ricordo che lui, siccome lui aveva la moto, io avevo la moto, ci eravamo messi a parlare di moto, poi lei mi ha raccontato appunto che loro vivevano in questa fattoria con tutti gli Animali, sì. animali. Ma quello che si faceva prima del Baby Studio, tipo i video di Pupo, c'eravate sempre voi di mezzo o no? Allora, Regista. tutti i video di Tom, di Dan, di Eddie, così, Freddy andava a Londra, Mhm. perché lì con un pacchetto, lì compravi il pacchetto completo, ti facevano loro tutto il video, ti facevano tutto loro. Mi sembra che costava 20 milioni fare un video, li facevano tutto loro. C'era il momento dei video musicali allora, ti Sì. ricordi? Quindi erano organizzatissimi, cioè mettevano giù uno storyboard, e in un giorno facevano un video. Beh, in Scozia hanno registrato Gazebo, Eh, Vandelli, Eddie Huntington. quelli lì sono quelle società che arrivavano, facevano tutto loro. Mm. Ah, quindi pensavo Cioè, partivate voi a farli, invece no. no, allora noi abbiamo fatto quei video lì perché, vabbè, Vandelli voleva fare il regista, hai capito così, Ho capito. perché sennò quella roba lì Freddy l'avrebbe data tutta in appalto a queste società che te lo fanno, e te lo fanno Ah, anche cioè, bene. quello che lui ha fatto in Scozia, Vandelli, seduto sul cornicione a suonare la chitarra, è stata un'idea sua allora. Sì, sì, io ero solo lì come camera. Tu hai solo eseguito Sì. gli ordini, non ti prendi responsabilità. No, No. no, 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 io artisticamente non ci mettevo bocca, ma no, lui è grande regista, figurati. Cioè, Me puzza presa in no, giro. no. Una cosa forte del video, sai quando lui canta sotto quella quercia, no? Sì, Io sono lontanissimo a riprendere, pian piano vado. c'è una foto che si vede Sì. e la quercia in fondo. Ma lì in Scozia, allora, che poi era diventato, poi dopo era diventato una cosa che lui mi fa, Uno! Io, "No!" In Scozia. Dove sono i capelli? A posto Maurizio! Che mettevo un cazzo Sembra con un una roba cazzo, un puchino bianco. a Era la posto sua, Maurizio, non ti preoccupare! era la sua Poi preoccupazione Tutte le maggiore, il volte che capello. i usciva capelli fuori. di Maurizio Vandelli dovevano stare a posto? Sì. Ma perché c'è mai riuscito? Non sapevo. Infatti, tutte le volte cazzo che faceva qualcosa diceva Bruno i capelli, io senza neanche guardarlo, a posto Maurizio, non A ti posto, preoccupare. Maurizio. Cazzo che roba. Pensa che Italo ci ha dormito insieme. Se Italo ci dormì insieme. Ci dormitte, ci dormiò, ci dormisivi. Ma ci dormì e basta. Sì, ma non diciamolo troppo in giro perché adesso sono Comunque, sposato, sono siamo felicemente sempre sposato.
in attesa della mano de premiatissima, Sì. L'anno prossimo, con l'anno nuovo, raccontiamo Con quello che è l'anno nuovo successo a tocca Premiatissima raccontarlo. con Paola Perego, dai. Sì, Adesso sì, basta. sì. Luca. Non Perché io ho lasciate fatto perdere Paoletta, eh? Io ci ho registrato uno spot con Paola Perego, che lei non era ancora Nessuna? nessuno, che faceva lo spot dei reggiseni, mi sembra della Plytex o roba del genere. L'avevano fatto in TTV, lei giovanissima. Che fai con Era qua una- lingua? Alba, Italo? La Paola Molto Perego. carina. C'è una La capsula che capsula si del sposta. partita, Era molto carina lei, molto, Sì. molto, molto Direi, dolce. Buon Natale, è grazie per una essere buona stati idea. qui con noi. Buon Natale, io ormai non dico più buon anno perché ogni anno è sempre il peggio di quello di prima, quindi ci vediamo tra un mesetto, dai. Ciao ragazzi, Ciao Bru. Ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao. Come cazzo si chiude qua? Che io non lo uso mai. Insomma. con un Cazzo si clic. chiude?